NASPI, che cos'è e come funziona? La NASPI è un'indennità di disoccupazione che viene erogata mensilmente dall'INPS. Spetta a tutti quei lavoratori che perdono in maniera involontaria il proprio lavoro. Parlo per esempio di tutti quei lavoratori con contratto a tempo determinato e quindi a scadenza, oppure tutti quei lavoratori che perdono in maniera involontaria il proprio lavoro a seguito di licenziamento. C'è però un'unica eccezione per quanto riguarda i lavoratori che perdono in maniera involontaria il proprio lavoro e quindi hanno diritto alla NASPI, e parlo nello specifico della possibilità che hanno le madri e i padri lavoratori dipendenti di poter dimettersi in maniera volontaria dal proprio lavoro e aver diritto alla NASPI. In questo caso però la dimissione deve avvenire all'interno del cosiddetto periodo tutelato di maternità-paternità, che è valido fino all'anno di vita del proprio bambino. La NASPI spetta a partire dall'8° giorno dalla data della cessazione del rapporto di lavoro a seguito del licenziamento o a seguito del termine del contratto di lavoro, se però la domanda viene fatta entro i primi 8 giorni. Se invece la domanda viene fatta dopo 8 giorni dalla scadenza del contratto, la NASPI spetta a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di NASPI. Si ha tempo però di fare la domanda di NASPI entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Scaduti questi 68 giorni, la domanda di NASPI non si potrà più fare perché non si ha diritto a riceverla. Se però durante il termine della cessazione del rapporto di lavoro c'era in piedi una maternità, una malattia o un infortunio, la NASPI decorrerà dall'8° giorno dal termine della malattia, dell'infortunio o della maternità. Se invece il licenziamento avviene per giusta causa, la decorrenza della NASPI non sarà più dall'8° giorno, ma sarà dal 38° giorno della data di licenziamento per giusta causa. In linea generale si può dire che l'importo della NASPI è pari al 75% della media della retribuzione ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni. La NASPI poi va a ridursi del 3% a partire dal 6° mese di fruizione della NASPI. Se però il beneficiario della NASPI ha più di 55 anni, la riduzione del 3% spetta a partire dall'8° mese e non più dal 6° mese. La durata massima della NASPI è di 2 anni se negli ultimi 4 anni si è lavorato in maniera continuativa. Se invece non è stato così, l'importo è sempre la metà del periodo lavorato, e quindi per esempio se negli ultimi 4 anni si è lavorato solo per 2 anni, la durata della NASPI sarà di 1 anno. Se rientrate in una di queste categorie e avete perso in maniera involontaria il vostro lavoro, vi aspettiamo nei nostri uffici ITAL per fare insieme la domanda di NASPI. Non tutti sanno però che esiste anche l'anticipo della NASPI, ma per scoprire come funziona e cosa consiste vi aspetto nel prossimo video. Ciao!